Badr Rouaji, 19 anni, frequenta l'Istituto Einaudi Scarpa a Montebelluna. Il dirigente lo descrive come un giovane problematico, soprattutto quest'anno. Quella sera in discoteca erano presenti anche alcuni compagni di classe di Badr. Quest'anno ha cominciato a non frequentare più con una certa regolarità, nell'ultimo mese entrava sempre con ritardo, dal registro elettronico si vedono appunto questi episodi, e aveva sette note disciplinari che riguardavano soprattutto un aspetto di insofferenza verso la disciplina, verso le insegnanti donne in questo caso. Però insomma, ieri abbiamo fatto anche il consiglio di classe che era previsto della sua classe, e i docenti sono chiaramente molto colpiti da quello che è successo, anche perché non pensavano che si potesse arrivare a tanto. Anzi, sono andati a fondo della questione, hanno cercato di capire anche la dinamica di quello che era successo, visto che qualche ragazzo della stessa classe era presente quella sera alla discoteca, e quindi insomma un po' i racconti sono girati. Forse i compagni presenti in discoteca potranno chiarire, se possibile, cosa abbia scatenato tanta rabbia da portare Badr e Bennani ad aspettare fuori le vittime. Il 19enne è descritto come un ragazzo che fin da giovanissimo aveva più di qualche difficoltà. Badr era anche compagno di classe mia figlia alle medie, per cui in qualche modo insomma, abbiamo avuto modo di conoscerlo, di capire chi è. Diciamo che era un ragazzino già alle medie, come diceva mia figlia, arrabbiato, diciamo che faceva parte di quel gruppo di ragazzini di seconda generazione, stranieri di seconda generazione, che si trovava a dover in qualche modo lottare per integrarsi all'interno della classe. Nella classe ora la disperazione dei ragazzi. Nell'abitazione di Badr Rouaji nessuna voglia di parlare. Al citofono risponde un cugino del giovane. Poche parole. I genitori non ci sono, dice. Ora hanno altro da pensare. I genitori stanno più male dei genitori che hanno avuto il morto, quindi in questo caso non mi sembra caso specialmente in questo momento che è abbastanza delicato. Poco distante alla casa dell'altro giovane arrestato con la medesima accusa, quella di Taha Bennani, 21 anni. I vicini parlano del ragazzo, increduli di fronte a tanta violenza. Tu quando lo vedevi un ragazzo tranquillo, non è... un ragazzo tranquillo? Sì. E avete sentito invece? Lavora anche con suo fratello, quando lo conosco, sempre lavorato. Ogni tanto vi parlavate? No, salutiamo, basta per lontano. E di quanto è accaduto vi ha sconvolto un po' la cosa? Ho sentito oggi, proprio oggi, dalla sua cosa quello che è successo. Cioè, mi sembrava strano, un bravo ragazzo. Non avreste mai detto, insomma? No. Ragazzi incensurati che mai avevano dato problemi, fino a quel drammatico giorno, quando sono arrivati in discoteca armati di coltello, poi un litigio all'interno del locale e la resa dei conti fuori nel parcheggio.